Al 120 Piras ed altri c'è una raccomandazione. Onorevole Piras, accetta la raccomandazione? Grazie Presidente. Io penso che valga la pena, visto il tema trattato da quest'ordine del giorno, che il Governo possa ripensare ad assumersi un impegno piuttosto che, diciamo, declassificare quest'ordine del giorno a una raccomandazione, perché è il tema ed è il settore molto delicato sul quale interviene quest'ordine del giorno, cioè quello del Corpo dei Vigili del Fuoco, che versa in uno stato di emergenza denunciato dagli operatori di settore, denunciato dagli addetti ai lavori, dalle associazioni di volontariato, particolarmente in occasione dell'insorgenza di incendi oppure di calamità naturali. Abbiamo operato dei tagli e dei blocchi di assunzione che sono durati per troppo tempo e che hanno causato lo spostamento della funzionalità e dell'operatività di questo settore verso una linea di confine borderline, con l'impossibilità di operare, con le macchine ferme, con i tempi di intervento che si dilungano e che valgono anche i tempi di intervento, vite umane spesso, la salvezza di vite umane, per cui il costo sociale che si rischia di pagare da una spending review operata su un settore come questo è decisamente superiore rispetto alle risorse impiegate. Per questo vorremmo che il Governo assumesse questa emergenza e questo impegno in maniera più vincolante di quanto non ci è stato proposto. È un tipico caso nel quale il combinato disposto fra i tagli e i processi di precarizzazione mettono a rischio la tenuta del servizio. Perciò faccio appello al Governo che è qui presente e faccio appello a tutta l'Aula perché faccia proprio quest'ordine del giorno. Un'ultima battuta me la si consenta, perché noi qui stiamo combattendo una battaglia che crediamo valga la pena di combattere e che non possa essere, diciamo, messa in secondo ordine rispetto ad altre questioni. Certo, io comprendo la fascinazione, l'ebbrezza, a volte isterica, che può esercitare il sentir tintinnare le manette, ma la battaglia sui diritti del lavoro, sulle garanzie del lavoro, non è una battaglia che si possa subordinare a niente. Probabilmente qualcuno sarà soddisfatto, prima o poi si voterà, abbiamo già detto molti di noi che voteranno a favore, insomma, dell'arresto del deputato e speriamo, insomma, che la magistratura possa accertare la sua innocenza, perché io non mi vanterei mai di aver mandato qualcuno in galera, ma è una questione di culture politiche e capiamo anche che in queste occasioni, soprattutto in campagna elettorale, il vuoto spinto di idee e di coerenze possa poi diventare vanagloria. Le nostre priorità però non ce le facciamo dettare da altri e non ci facciamo insultare quando facciamo delle scelte politiche. Questo non è consentito dal regolamento, ma non lo consentiamo prima che il regolamento non lo consentiamo noi. E quando oggi ho sentito il collega Trippiedi stamattina inveire contro la sinistra sulla questione morale, i gesti di insofferenza e le provocazioni verbali e gestuali, gli insulti da ultimo dell'onorevole Corsaro, ho ripensato a un antico proverbio della mia terra che dice più o meno Orios de Ainu non volano a Chelu, il raglio dell'asino non arriva al cielo, noi andiamo avanti.